Buonasera, benvenuti al nostro settimanale Pianeta Oggi. Dunque parleremo di contratto di fiume. Qui accanto a me, forse l'avete anche già riconosciuto, il professor Massimo Bastiani del contratto di fiume. Ecco, magari ci spiega lei un po' meglio la sua mansione. Sì, io coordino dal 2007 il tavolo nazionale dei contratti di fiume, che è nato proprio per mettere insieme in tutta Italia i contratti di fiume che stanno nascendo e per mettere insieme tutti i soggetti che in qualche modo aiutano allo sviluppo di questo strumento in Italia. Ecco, noi spesso parliamo di contratto di fiume qui dal nord-est d'Italia e siccome il nostro segnale poi arriva, è multiregionale, arriva anche verso il centro-sud Italia, e dunque possiamo spiegare a chi ci segue anche da quelle parti che questo è un discorso a carattere non locale ma nazionale. Assolutamente, i contratti di fiume hanno lanciato una carta nazionale che in qualche modo indica un po' quali sono le linee da seguire, le linee di indirizzo e che cosa servono i contratti di fiume, magari poi ne parliamo un attimo. E questa carta nazionale quindi è un documento importante che viene adottato dalle regioni. Attualmente è stata adottata da 9 regioni in Italia, tra cui appunto il Veneto, ma anche regioni come la Basilicata o il Lazio, o l'Umbria, la Toscana, ed è in corso di adozione per esempio anche nella Calabria e in Sicilia. Quindi è assolutamente un fenomeno che si muove su scala nazionale, anche perché i fiumi in Italia sono dappertutto. Non si limita in realtà il tavolo nazionale ad occuparsi solo dei contratti di fiume, perché per la particolare conformazione di questa nostra nazione, di questa nostra Italia, in realtà anche le coste hanno una grande importanza. Quindi noi parliamo di contratti di fiume, di lago e di costa. Ecco, quindi ecco, c'è un elemento nuovo che emerge, il contratto di costa. Queste coste che mi viene in mente ad esempio Chioggia, che ultimamente è stata purtroppo colpita da una forte ondata di maltempo, venti fortissimi da nord-est che hanno praticamente portato delle mareggiate e hanno rovinato la costa. Ecco, in questi casi il contratto di fiume cosa fa? Beh, intanto Chioggia è dentro un contratto di foce, della foce del Po, quindi in qualche modo già ha deciso un po' quale percorso fare. Dunque, che cosa serve il contratto di fiume in generale? Il contratto di fiume serve in qualche modo per togliere quelli che sono gli specialismi attraverso i quali si è intervenuto nei bacini fluviali fino ad oggi. Cioè c'era un problema di esondazione, faccio un argine, c'è un'altra esondazione, faccio l'argine più alto, poi mi dimentico di fare la manutenzione, quindi l'argine si rompe e si allaga tutto. C'è una dinamica che abbiamo visto purtroppo in tanti casi, cioè un problema, una soluzione. In realtà si tratta di una cosa molto più complessa e i nostri antenati conoscono bene questo, cioè il fatto che le soluzioni erano multiple quando andava fuori un fiume, specialmente qui in Veneto questo si conosce, quindi interviene l'agricoltura, interviene l'economia, perché interviene anche il sistema economico che si porta avanti, interviene l'idraulica, interviene la manutenzione del territorio. Ora, attraverso i contratti di fiume si mira a mettere insieme tutti questi aspetti, cioè a riprendere questa complessità nell'affrontare e risolvere i problemi di un territorio. Quindi partecipi anche i cittadini che sono frontisti, diciamo ad esempio ad un corso d'acqua? Assolutamente, ripeto, nel Medioevo quando si indicava un corso d'acqua si diceva la proprietà che va dalla mia proprietà alla sua proprietà, cioè era un'individuazione fisica e quindi anche la responsabilità veniva riportata. Ora dobbiamo non colpevolizzare i cittadini che si sono allontanati da questo modello di gestione, dobbiamo pensare che sono stati molto spesso anche allontanati, cioè nel senso che si è deciso per loro. Questo territorio è insicuro, oggi faccio la grande opera e ti metto in sicurezza. Ha portato dei risultati? Forse no. Cioè, il problema è che dobbiamo revisionare proprio questo sistema di intervenire. Ognuno può essere importante, ogni contratto di fiume può essere importante. Oltretutto mi preme sottolineare che si tratta di uno strumento volontario e che c'è in questo momento in
in attenzione al Senato della Repubblica un emendamento dentro il testo unico ambientale che dovrebbe introdurre i contratti di fiume in Italia, e aspettiamo che venga approvato per la fine di febbraio, che indica che i contratti di fiume sono degli strumenti volontari che possono contribuire a migliorare la qualità dell'acqua, a migliorare la sicurezza dei territori, ma anche a fare sviluppo locale, cioè a dare occupazione. Benissimo. Un'ultima cosa ancora, che messaggio dare ai cittadini allora? Come avvicinarsi al contratto di fiume? Intanto seguire quello che avviene nel proprio territorio e aderire a questi processi, ripeto, perché ognuno può dare il suo contributo e diventa importantissimo capire che c'è un grande cambiamento in atto in Italia che va colto e che non bisogna aspettare che le soluzioni ci piovano appunto dall'alto, perché i problemi si risolvono guardando per terra e non guardando il cielo. Ringrazio molto professore e buon lavoro. Grazie a voi. Mettendo insieme tutte queste nostre capacità di economia sintetica. Ecco, incontriamo poi Fabrizio Zabeo del Comitato degli Allagati dell'Inter-Veneziano, più precisamente del Favaro Veneto. Siamo appunto a 2 passi dalla Laguna di Venezia. Dunque, voi ne sapete qualcosa degli allagamenti, perché mi ricordo nel 2007 ci fu veramente mezza provincia sott'acqua. Allora, qual è la vostra posizione rispetto al contratto di fiume? Cioè, cosa ne pensate di questa nuova iniziativa che è venuta fuori da qualche anno a questa parte? Siamo favorevolissimi, nel senso che è stato per noi un toccasano perché va a vedere tutti gli aspetti che hanno contribuito, non applicandoli, a far sì che l'Italia in 30-40 anni si sia trovata in queste condizioni che sappiamo tutti, con un'emergenza idraulica, ma non solo, devastante. Quindi il contratto di fiume può venire incontro a questi problemi, quindi voi siete anche, come dire, più tranquilli? Tranquilli senz'altro, perché mette assieme tutte, e intanto chiede rappresentatività, nel senso che mette assieme tutte le istituzioni, le associazioni, i comitati, i cittadini e tutte quelle, diciamo, anche quei saperi, le università, attorno a quello che è un fiume, ma non solo, perché c'è il contratto di foce, io direi c'è il contratto di fosso, in ultima, di canale, e li mette, va bene, a pari dignità, da pari dignità a tutti, anche dal pescatore, dal naturalista, dal paesaggista, e questo ripone, va bene, un problema che è il rispetto dei fiumi, degli alvei, della fauna, della flora, e questo rimette in discussione tutto quello che è stata la devastazione dei 40 anni. Dovremmo rivedere, riparlare anche tutte queste urbanizzazioni, cementificazioni barbare, fiumi che li abbiamo ristretti e coperti e gli abbiamo girato le spalle. Non potremo più, perché al fiume non si gira le spalle, il fiume lo si guarda come una grande opportunità, non come un problema, perché il fiume poi prima o dopo si riprende il suo territorio. E pertanto, e ci siamo accorti, che il contratto di fiume, andate in cerca, guardate su internet, ne potete vedere, ognuno ha il suo fiume, ognuno faccia il suo contratto di fiume vicino a casa. Ecco, e questo aiuterà a mettere d'accordo, a mettere d'accordo una rappresentanza, va bene, e saperi, in modo da rivedere e rifare quello che in Italia non abbiamo fatto. Ecco, incontriamo l'ingegnere Alessandro Pattaro. Dunque vedo tutti all'opera, stanno scrivendo. Cosa state facendo qui? Allora, adesso noi stiamo condividendo il quadro conoscitivo, quindi tutti quanti mettono assieme le conoscenze che hanno. E Conoscenze su che cosa? il tema è quello della qualità delle acque dei nostri fiumi, e quindi abbiamo fatto tutta una serie di attività che sono partite da aprile dell'anno scorso per riuscire a condividere i saperi, le conoscenze, esperienze diffuse nel territorio, valorizzarle, integrarle, fare in modo che ci sia una contaminazione di questi saperi. Questa sera abbiamo messo insieme i saperi, come dire, scientifici e tecnici,
e quelli che noi percepiamo, quindi il quadro di conoscenze locali. E questo diventa la base di partenza per poi maturare una visione sul futuro. Quindi questa sera noi facciamo un esercizio di visioning, quindi proviamo a pensare come sarà uno scenario futuro e come vogliamo raggiungerlo, quindi con quali azioni strategiche e poi con quali sono i fattori determinanti, i settori determinanti che dobbiamo coinvolgere con queste azioni. Siete certi che riuscirete ad avere un risultato positivo nel tempo? Sì, miglioreremo sicuramente le componenti ambientali e anche socio-economiche di questo territorio. Quali difficoltà si incontrano su questo lavoro? E ci sono da una parte anche delle attese, quindi c'è anche l'ansia, no, di procedere velocemente a questo processo, però questo processo è anche un processo di crescita e quindi ha bisogno di una maturazione. E dall'altro invece naturalmente si incontra anche chi è scettico, cinico e fatalista e quindi non crede in questi processi. E quindi, ad esempio per me, che faccio il coordinatore tecnico, devo continuamente, come dire, fare una sorta di elastico, ecco, andare a convincere chi non si sente coinvolto, chi non vuole nemmeno, non si sente interessato, e invece chi è molto interessato e vorrebbe già avere dei risultati subito. Quindi bisogna riuscire naturalmente a far crescere tutti assieme. Un lavoro di pazienza per concludere. È un lavoro di pazienza, dice Kurt Vonnegut, che dove purtroppo fallisce l'amore deve vincere la gentilezza. Sicuramente l'amore può fallire, ma la gentilezza no. Grazie all'ingegnere Alessandro Patro, buon lavoro allora. Grazie e buon lavoro anche a voi. Bene, termina così il nostro settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Report. Grazie per averci seguito. Appuntamento come sempre a tra una settimana. Gentili signore e signori, buonasera.